Tutto pronto per la terza corsa, o quasi, perché Fillo Lenni fa le bizze, deve andare dietro la macchina. Autostart che inizia piano piano a muoversi, vediamo se Fillo Lenni, vedendo gli altri cavalli, deciderà di partire oppure se continuerà a camminare indietro creando ovviamente disagio a tutti quanti. Arriva un artiere a dare una mano e allora forse si può andare, ma qualcuno è andato nel prato e quindi bisogna aspettare ancora un attimino. Ora si può andare. Terza corsa, premio Ina Scott, 4 anni, non vincitori di 5.000 euro in carriera. 1 Fabiana Stecca, 2 Farid, 3 Folpec, 4 Fillo Lenni, 5 Fanny, 6 Fly Matto, 7 Fiaccola di Risaia, 8 Formidabile Caff, 10 Furioso Sadri, 11 Fabulous Fee, 12 Formom Moe, 13 Flash Wind. Mezzo Fanny, 4,25 ora Flash Wind che scende di un punto all'ultimo istante e si può andare. Autostart che entra in dirittura. Partiti. È veloce Folpec che prende la testa nei confronti di Fabiana Stecca, di fuori prova ad avanzare subito Fanny, mentre ha sbagliato Farid. E così al comando Folpec nei confronti di Fabiana Stecca, di fuori Fillo Lenni, riprende in mano Fanny, punta in avanti invece in terza ruota Fly Matto, 15-1 per il lancio, con al comando Folpec che guida. Numero 12 Formom Mo squalificato. Nei confronti di Fly Matto, poi Fabiana Stecca, di fuori Fillo Lenni con in scia Fanny, quindi ancora Formidabile Caff, mentre il controfavorito Flash Wind è in ultima posizione. 600 metri in 45,6. Si viene sotto alle tribune con al comando Folpec, in seconda posizione Fly Matto, in terza c'è Fabiana Stecca, di fuori Fillo Lenni. Ha sbagliato Flash Wind che si riprende al volo ma lascia lì una trentina di metri. 800 metri in 1,1. Con al comando sempre Folpec, Fly Matto che fa un po' di dentro e fuori per marcare Fillo Lenni, in corda Fabiana Stecca avanti a Fiaccola di Risaia, Fanny che attende in pariglia al chilometro, non ha ancora fatto la mossa, chilometro in 1,16,6 da parte di Folpec che continua in vantaggio, Fly Matto sempre nella sua scia, poi Fabiana Stecca, muove ora Fanny che si porta in scia Formidabile Caff, cerca di ringambarsi anche Flash Wind dalla coda a 400 dal palo, 14,8 di là, 1,31,4 i 3/4 di miglio e Folpec scappa da Fanny che scavalca Fly Matto ma sbaglia. E così prova a avvicinarsi Formidabile Caff, ha sbagliato anche Fabiana Stecca in mezzo al gruppo, Folpec è in vantaggio all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, ci prova Formidabile Caff che si infila al suo interno, Formidabile Caff che arriva di un'altra camminata, Formidabile Caff che vince su Folpec, ritorna bene al terzo Flash Wind. 1,15,5 per la vittoria di Formidabile Caff, Maurizio Cheli per il training DVP dell'Annunziata, i colori di Andrea Bonacci. La vittoria con buono spunto finale del numero 8 dello schieramento che vince in maniera nettissima nel finale. Formidabile Caff a segno con Maurizio Cheli, al secondo finisce Folpec, al terzo Flash Wind e quindi 8-3-13 in numeri il probabile arrivo della terza.